che noi, come in tutte le piazze del mondo, siamo qui per dire no a questo governo fallimentare e stiamo proponendo una forza nuova di governo. Però vi devo dire che in piazza San Giovanni stanno caricando. Prima sono partiti dai margini del corteo, adesso ho detto che stanno caricando con idranti e non capiscono bene cosa stia succedendo. Richiamo la radio tra poco, ma credo che se queste notizie non sono, come al solito si dice, di frange cosiddette estremiste, che probabilmente hanno alterato un corteo altrimenti assolutamente pacifico, ma pare che la carica sia in piazza San Giovanni, credo che lo stare qui ad esprimere quello che pensiamo assuma un valore ancora più importante. Solidali significa essere solidali anche con le donne migranti che insieme ai giovani e alle donne in genere sono i soggetti deboli che maggiormente pagano questa crisi. Bisogna tornare a parlare delle donne vere, non delle donne dei festini, che sono le uniche donne di cui questo governo può parlare. L'economia delle donne appartiene ad un'economia invisibile, eppure ci troviamo il necessario per vivere. Siamo stanchi del doppio lavoro, perché come donne per noi il lavoro è tutto. Lavoro che deve avere pari dignità, deve avere riconoscimento sociale, economico e giuridico. Il lavoro di cura è lo spazio dove si misura il diritto di vivere, la centralità della persona rispetto al mercato, dove si concretizzano pari opportunità, pari dignità, diritto di progettare il futuro e i propri desideri. Siamo indignate perché la crisi creata dalle banche, dal potere finanziario, inghiotta risorse a cui tutte e tutte, cittadini e cittadini, abbiamo contribuito. Ci chiedono di lavorare fino a 65 anni in cambio di che cosa? Siamo indignate perché il potere finanziario e la corruzione, i poteri forti, prosciugano risorse sottratte dallo Stato e l'unica risposta è il taglio alla spesa pubblica, l'attacco ai diritti, ma non possiamo pagare sempre noi. Noi siamo qui non solo per occupare uno spazio ridotto per i motivi che sappiamo, ma vi ho già detto, ma siamo qui perché abbiamo voglia di governare questo paese. Non dobbiamo fermarci più a essere contro, perché alla fine è facile essere contro un uomo affetto da delirio senile e rotomane, è molto semplice. Il problema è essere contro una politica economica e finanziaria che fa stare male uomini e donne e non dà futuro a nessuno, non dà futuro ai giovani, non dà futuro agli operai che sono licenziati, che fa stare male perché sono di ieri i 7 miliardi tagliati alla sanità e alla sicurezza. Noi abbiamo questi volontari che secondo la Lega dovrebbero girare per la città, ci sarà una manifestazione in Viale Piave di ronde di cittadini contro la prostituzione, ma le stesse forze politiche che dicono queste cose e le sollecitano tolgono i fondi alla sicurezza, abbiamo le macchine della polizia senza benzina, senza possibilità di tutelare davvero il nostro territorio. È questo che noi dobbiamo fare, dobbiamo incominciare a pensare che noi abbiamo cose da dire per governare la nostra città e il nostro paese. Dovremo mettere in discussione la rappresentanza, infilarci dentro questi palazzi del potere dove si conta, perché è lì che si governa. E noi di idee ne abbiamo tante. Una fra tutte, siamo pulite, non abbiamo panni sporchi da esibire o da nascondere, perché nessuna di noi è corrotta, è mai stata corrotta. Siamo qui perché abbiamo passione e abbiamo cose da dire. E io credo che ognuna di noi, magari
qualcuno è un po' intimidita dal prendere in mano il microfono, ma credo che ognuno di noi ha cose da dire. In questo senso vi invito davvero a scrivere la vostra mail, il vostro numero di telefono. Io sono più legata ancora al telefono perché sono della generazione delle lunghe telefonate, ma la mail bisogna usarla, perché ci dovremo ritrovare e incominciare a fare qualcosa di concreto. Insomma, noi non siamo qui solo contro, siamo qui perché siamo tanti e tante e abbiamo idee concrete, perché partiamo dalla nostra vita e non dal tornaconto di una poltrona, di qualunque colore esso sia. Grazie.